Questa trasmissione è offerta da Lavorazione Artigianale Cuoio SRL. Eccoci qua al punto. Benvenuto al primo cittadino di Manzano, il sindaco Piero Furlan. Piero Furlani, come stiamo? Benissimo, benissimo, fisicamente benissimo. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a te Enzo. Ecco. Stiamo bene, dai, andiamo avanti, teniamo Siamo sulla duro. plancia di comando, mi pare di vedere, no? Allora, Sì. innanzitutto vediamo, sindaco, com'è la situazione pandemica a Manzano, che è un comune importante. Manzano ha avuto una situazione pandemica molto importante perché il mese di marzo ha portato dei numeri veramente alti che non erano mai successi nel nostro comune, con tanti in quarantena e tanti contagiati dal virus. Fortunatamente piano piano sta calando, siamo tornati a numeri insomma abbastanza tranquilli, però è stata dura. A un certo punto erano numeri veramente grandi e purtroppo con tanti decessi che hanno veramente scosso la nostra comunità, perché sì, noi siamo un comune grande, ma non grandissimo, dunque ci conosciamo. Sì. O con la scuola o si conosceva i padri, le madri dei nostri compagni di scuola, poi ti conosci anche nei bar, cioè se non proprio ti conosci personalmente, vedi, c'è quello vicino a te. Sì. Esatto, e A proposito, purtroppo ci sono stati molti decessi e questo ha scosso veramente la nostra comunità. Però io penso che adesso con i vaccini e con tutte le garanzie a riaprire una vita sociale che è indispensabile, perché in una comunità se non c'è vita sociale si può tenere duro, ma adesso dopo un anno e passa è veramente pesante. ecco, senti, la piccola economia, l'economia, diciamo così, della zona, innanzitutto la ristorazione, sarà veramente alle ambasce più grandi, no? E poi c'è anche l'economia, diciamo così, che tira un po' anche il resto. E mi pare che questo, adesso vediamo se potranno aprire, ma mi pare aprire la sera, insomma, poi diventa un po' difficile, insomma, non per tutti sarà grassa, tra virgolette, no? Come la Beh, vedi tu? sicuramente la ripartenza sarà dura, perché va niente che ce la raccontiamo, purtroppo è dura perché dopo un anno, specialmente tutte le categorie di ristorazione, di turismo, hanno avuto un fermo importante e ripartire non è facile. Però devo dire che io ho parlato con con molta gente e ha la voglia di ripartire, cioè questa voglia di ripartire, di tornare a partire c'è, è importante perché se no, se non c'è lo spirito dentro per ritornare a far raggirare tutto è difficile. Però io credo che con difficoltà, perché dobbiamo dircela chiara e rimanere coi piedi per terra, con difficoltà però la gente ha voglia di Vuole ripartire. rimboccarsi le maniche, questo è già una cosa buona perché qualcuno si abbatte magari no, già dalla sfugna. Ecco, sindaco, naturalmente i lavori sul territorio vanno avanti, no? Mi riferisco ai lavori che avete in corso per quanto riguarda i lavori pubblici e poi dice qualcosa anche del famoso inceneritore che sta creando un dibattito nella zona. No? Beh, noi l'inceneritore, la nostra posizione è chiara di non ampliamento, adesso aspettiamo una sentenza del TAR che dovrebbe uscire, però noi rimaniamo sulla nostra posizione di non ampliamento. Abbiamo molte opere pubbliche, quello sì, noi abbiamo diverse opere pubbliche, abbiamo due rotonde da fare, una sulla statale 56 che permette così l'ingresso nella zona industriale di Manzano, un'altra rotonda sulla strada Fornasaric per l'entrata nell'area sportiva per migliorare l'ingresso e l'uscita quando ci sono le manifestazioni. L'area sportiva Morigi verrà anche sistemato il parcheggio davanti ai campi, alla piscina, per permettere una fruizione migliore e più tranquilla delle strutture che sono importanti, perché noi avendo la piscina abbiamo la palestra dove c'è calcetto, pallacanestro e varie altre attività. Parentesi, avete anche la Manzanese che da molto Ci arrivavo, la Manzanese che
mi sembra di grande livello. La Manzanese sta giocando alla grande e speriamo che continui nel suo cammino. Abbiamo anche il pattinaggio con il suo palazzetto. Dunque cerchiamo di sistemare quest'area perché purtroppo non adesso, perché è chiusa e contingentata, però se ritorniamo a partire la gente potrà fruire in sicurezza sulle entrate e uscite. Dopo abbiamo una ciclabile molto importante in via del Cristo che permetterà il collegamento tra Manzano e tutta la zona industriale in sicurezza con tutti gli operai che vogliono andare in bicicletta, anche perché se si hanno le ciclabili si possono usare anche per andare a lavorare tramite la bicicletta. È molto importante questo. Dopo abbiamo il centro di catalogazione e tutta l'area interna Manzano, Borgo Pozzo, che abbiamo pulito da tutte le case fatiscenti che c'erano. Il centro di catalogazione siamo a buon punto. Ovviamente con questa pandemia i tempi sono relativi perché concerti, ecco. È un po' incerti perché ti capita una quarantena e non si va avanti con i lavori. Però insomma abbiamo già fatto il tetto, già smaltato, ci sono già le finestre, adesso incominceranno i lavori interni e io spero che prima di agosto, di aprile, però spero perché qua purtroppo non si sa i tempi precisi. Questo, no? L'auspicio è questo. Esatto, e questo sarà un punto di partenza perché è molto importante per noi il centro di catalogazione perché è collegato alla ricostruzione del Borgo Pozzo con la possibilità di fare una struttura per richiamare il cluster Arredo e portarlo a Manzano, e questo tra il centro di catalogazione che potrà fare delle attività di far conoscere in giro per il mondo, in Friuli e in giro per il mondo, la peculiarità di Manzano, perché Manzano ha avuto grandi architetti che hanno portato innovazione sul design e tutto, e dunque questo patrimonio è peccato perderlo. Noi puntiamo molto. La capitale della sedia, che comunque è sempre citata nel mondo, deve in qualche modo diventare un po' la capitale dell'arredo, per capire. Ma noi stiamo già lavorando. Perché ormai per presentarsi al mondo bisogna fare sinergia. Noi con Prata di Pordenone abbiamo già intrapreso e Tolmezzo, abbiamo già intrapreso tramite il Castellarredo dei contatti appunto per fare sinergia, per presentarci con la zona di Bruniera che fa mobili a livello elevato, con le sedie di Manzano che hanno avuto una crescita e da sedie da poco costo siamo diventati a sedie di qualità di design, e con Tolmezzo che è il nostro bacino per il legno, per la filiera del legno. Molto importante. Noi cercheremo di fare sinergia appunto per presentarci compatti sui mercati esteri che sono molto aggressivi, perché io dico sempre c'è una competizione, diciamo così, diuturna, no? Qualsiasi mostruosa, perché tutti dicono sì, andate, fate, non è facile. Purtroppo noi abbiamo un buon fatturato in Friuli Venezia Giulia su questi distretti e vorremmo mantenerlo e ampliarlo. Ecco, senti, poi c'è un altro fronte aperto, no? Quello che riguarda un po' l'organizzazione dell'amministrazione, cioè il dopo UTI è stato archiviato e poi dovete un po' organizzarvi. È evidente che le risorse umane non sono mai troppe, perché avete sempre bisogno di dare servizi puntuali. Com'è la situazione, Sindaco? Beh, noi in campagna elettorale avevamo già detto che uscivamo dall'UTI a prescindere. Perché? Perché siamo convinti che non era la strada giusta. La strada giusta, secondo me, è quella delle comunità, ma delle comunità basate sull'omogeneità del territorio. Non si può mettere dei comuni che hanno delle prospettive diverse, devono essere omogenei. Noi, basti pensare, Corno, Manzano, San Giovanni, Pavia di Udine, hanno i distretti industriali che sono praticamente gemelli.
fratelli e dunque è importante metterli assieme. Purtroppo noi, le nostre zone industriali sono piccole perché sono nate così, cioè non c'era pianificazione, però insomma partevamo dal dopoguerra, cioè si dimentica anche la situazione che noi avevamo a Manzano, a San Giovanni, a Pavia. Dunque abbiamo fatto una crescita dettata dalle idee, dalle possibilità che c'erano in quel periodo. Adesso ritrovandosi, secondo me, tante zone industriali, l'importante, e speriamo con i contributi europei, di riuscire a collegarle, cioè di fare sinergia sia a livello di aziende sia a livello di strade, di comunicazione, perché importante è collegare, secondo me, tutte le zone industriali per rendere una zona industriale diffusa. È importante fare i consorzi come il COSEF e combattere assieme. In modo che la merce arrivi prima sui mercati internazionali, no? Anche perché... sì, purtroppo noi a Manzano abbiamo perso una strada che era importantissima, però dai, cerchiamo di migliorare, di fare altre strade per avere appunto questa possibilità di collegare le zone industriali e rendere più facile e più sicuro anche il trasporto, perché se si toglie dalle zone, per parlarci dalla statale 56, togliamo il traffico pesante, sia il traffico pesante è più veloce, sia tutti gli utenti non industriali, diciamo, hanno la possibilità di viaggiare in modo più sicuro e più economico anche. Ecco, senti Sindaco, in chiusura di questa bellissima chiacchierata che ha dato uno scandaglio preciso di quello che è Manzano in questo momento, quello che vuole fare e quello che diventerà, alcune considerazioni sul governo nazionale e sulla regione. Come sono i rapporti con la regione, per esempio? Con la regione, allora, io premetto che di politica sto incominciando adesso a vedere qualcosa, perché prima ovviamente, avendo la mia ditta, ero impegnato in quello. Anche adesso però, adesso sono obbligato anche a vedere la politica. Io devo dire che appena eletto, che si poteva andare giù a Trieste a parlare, era molto più facile perché secondo me la politica è rapporto umano, cioè capirsi, e per capirsi bisogna discutere. È bello discutere tramite un computer, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. È freddo. Concordo. Non si capisce. Certe volte basta uno sguardo per capirsi. Sì. Con il computer è un po' difficile e allora speriamo appunto di poter ritornare a discutere, a parlare, perché abbiamo davanti a noi delle sfide molto importanti e nuove e per affrontarle bisogna discutere, bisogna parlare, capire, far girare le idee in modo da avere delle idee nuove per poter affrontare queste sfide. Bene Sindaco, allora grazie per la tua partecipazione, ci hai dato questo tempo per questa intervista, questa chiacchierata al punto qui delle Friuli. Naturalmente spero di tornare ad averti qui come ospite, de visu, magari non in computer ma in studio. Naturalmente auguri a te, alla tua amministrazione e a tutti i cittadini di Manzano. Grazie, saluto tutti, saluto te e ci vediamo senz'altro, non preoccuparti, siamo sempre qui. Bene, buon lavoro, mandi. Mandi. Questa trasmissione è stata offerta da Lavorazione Artigianale Cuoio SRL.